Stop alle nuove, conferimento degli incarichi per nuove analisi sul corpo di Liliana, la difesa del marito Visintin punta all'incidente probatorio. È morto Nino Benvenuti, l'87enne di Isola d'Istria, triestino d'adozione, entrato nella leggenda della box mondiale. Il governatore Fedriga al lavoro per trovare soluzioni alla crisi di maggioranza. Vedrò la Premier Meloni giovedì a Roma, in quella sede il confronto decisivo. Fratelli d'Italia e la Lega ancora ai ferri corti per la crisi, l'opposizione in Consiglio regionale esce dall'aula e attacca la titolarità degli assessori che hanno rimesso le deleghe. Il piromane colpisce ancora nella periferia est della città. 2 auto a fuoco nella notte in via Benussi, indagano i carabinieri. La scossa di Candussi riaccende la pallacanestro Trieste che pareggia la serie a Brescia mandando ben 7 uomini in doppia cifra. Se qualcuno me lo chiede sono pronto a restare alla Triestina, così l'allenatore Attilio Tesser ospite ieri sera al Caffè dello Sport. Buonasera, bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4. Stop al conferimento dell'incarico per nuove analisi sul corpo di Liliana Resinovic. La difesa del marito, Sebastiano Visintin, punta all'incidente probatorio. Tutto è rimandato alla valutazione del giudice per le indagini preliminari. Vediamo. Nessun conferimento di incarico ai periti. Alice e Paolo Bevilacqua, avvocati di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovic, hanno formulato riserva di incidente probatorio durante l'appuntamento di oggi in procura. L'incontro era stato convocato davanti al pubblico ministero titolare del fascicolo Ilaria Iozzi al fine di conferire l'incarico per i nuovi accertamenti tecnici ai periti Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni, presenti in Palazzo di Giustizia, chi in presenza, chi in videocollegamento. Proprio la presentazione della riserva di incidente probatorio da parte degli avvocati Bevilacqua ha interrotto il conferimento dell'incarico. Presente all'incontro anche Federico Bizzi, avvocato dell'Associazione Penelope, che rappresenta Veronica Resinovic, nipote di Liliana. In questi casi il pubblico ministero non può procedere a un accertamento tecnico irripetibile finché l'indagato non presenti la richiesta di incidente probatorio, poi valutata dal giudice per le indagini preliminari. Una procedura che consente di anticipare la formazione di una prova alla presenza di tutte le parti durante le indagini preliminari invece di aspettare la fase dibattimentale. Questo avviene quando la prova è di fondamentale importanza per il processo e si rischia che, con il trascorrere del tempo, possa essere compromessa o persa. La notizia di oggi dunque apre una nuova fase del complesso caso della morte di Liliana Resinovic. Queste le parole dell'avvocato Obizzi al termine dell'incontro. Siamo contenti della piega che sta prendendo, dell'impegno insomma, che ci sta mettendo la Procura per la risoluzione di questo caso. È morto Nino Benvenuti, l'87enne di Isola d'Istria, che era ormai diventato triestino d'adozione, entrato nella leggenda della box mondiale. L'abbiamo ricordato così. Ma d'altra parte come si fa a combattersi sul ring e poi dimenticare tutto? No, alla fine poi devi trovarti che sei un amico, perché questo scambio di forza, di pugni, di azioni potenti uno contro l'altro deve poi sfociare in un amore. L'amicizia prima di tutto come valore fondante dello sport, soprattutto nella box, la nobile arte dove dopo il combattimento deve prevalere su tutto il rispetto dell'avversario. E questo è l'insegnamento più grande che ci lascia Nino Benvenuti. Scomparso a 87 anni, il nativo di Isola d'Istria, ma triestino d'adozione, è stato a tutti gli effetti una delle leggende dello sport italiano nel mondo. Tempi diversi quelli di Nino, in cui si arrivava a piedi dall'Istria alla città della Bora semplicemente per allenarsi, in cui grandi incontri si ascoltavano alla radio immaginando i colpi con la propria fantasia, alla faccia dell'Ultra HD moderno, campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d'oro olimpica a Roma 60, solo per citare i successi più grandi. La sua rivalità in Italia con Mazzinghi era paragonabile solo a quella fra Coppi e Bartali nel ciclismo, tanto per far capire la portata del personaggio, boxer e idolo delle donne per la sua chioma bionda e il suo portamento elegante. Indimenticabile
la storica trilogia di incontri con Emile Griffith, che calamitò l'attenzione mondiale fra il 1967 e il 70. E proprio al grande avversario Griffith, poi diventato amico nella vita, era stata dedicata una delle ultime iniziative di Benvenuti, che aiutò il pugile statunitense alle prese con un problema neurodegenerativo, devolvendo poi a quel tipo di patologie tutti gli incassi della mostra sulla sua carriera allestita a Trieste. Pagina politica, il governatore Fedriga al lavoro per trovare soluzioni alla crisi di maggioranza. Vedrò la Premier Meloni giovedì a Roma, in quella sede il confronto decisivo. Lei oggi doveva incontrare la Premier Meloni, che non è arrivata, però dalla Lega qualcuno ha detto che è una malattia diplomatica. Non è così, la Presidente Meloni non sta bene e la vedrò giovedì a Roma. Cosa le dirà? Ci sia, però poteva essere un'occasione. Non mi dispiace che non ci sia, però posso capire che è la Presidente del Consiglio, è una persona, non è qualcosa di estraneo dall'essere umano, che quindi può ammalarsi. Cosa vi direte giovedì, dice? Prego? Confronto solo rinviato, cosa le dirà? Beh, glielo dico a lei. Dalla febbre da crisi di maggioranza alla febbre vera da influenza della Premier Giorgia Meloni. Una cosa è certa, il dossier politico Friuli Venezia Giulia è diventato bollente. Il governatore lavora alla ricucitura fra i partiti in attesa del faccia a faccia decisivo di giovedì a Roma con la Presidente e leader di Fratelli d'Italia. Del resto, a proposito di termometri, la crisi si era innescata proprio sul tema sanità a Pordenone, con il ministro Ciriani a lanciare dardi infuocati all'assessore Riccardi. Citerò Billy Wilder, la situazione è drammatica ma non seria? Ma no, io credo che ci sia una dialettica interna alla maggioranza, oserei dire in alcuni tratti muscolari. Io penso che alla fine il Presidente della Regione abbia forza e autorevolezza. Non ricordo nella storia della Regione 7 assessori che prendono le deleghe e le mettono nelle mani del Presidente per riuscire a risolvere questa crisi. Dunque, in quella che comunque appare come una giornata interlocutoria, quali margini di risoluzione del caso? Ci sono margini perché si ricomponga la maggioranza in Regione Friuli Venezia Giulia. Beh, io lavoro per quello. Io lavoro sempre per trovare soluzioni. Intanto, nel corso del summit veneziano, l'Italia delle Regioni, il governatore Fedriga ha preannunciato che, nonostante l'impugnazione della legge sul terzo mandato della Regione Trentino, formalizzata ieri, la Conferenza delle Regioni, al netto delle diverse sensibilità dei presidenti, ha votato un documento unitario da inviare al governo sul tema per chiedere un approfondimento. Per quanto riguarda la questione dell'impugnativa ieri, io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dai principi generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. Prima seduta del Consiglio regionale dopo lo scoppio della crisi di maggioranza che vede su fronti contrapposti Lega e Fratelli d'Italia. Intanto le opposizioni attaccano, spettacolo indecoroso. Le marette esistono nelle migliori famiglie, la caratteristica del centrodestra però è quella di saperle risolvere. Il centrodestra ovunque è composto da anime anche diverse, ma ha sempre avuto la capacità di mettersi d'accordo, e questo quello che ci distingue dal centro-sinistra o dal PD che litiga addirittura con se stesso. Conto che accada così anche questa volta. Questa crisi è stata aperta da Fratelli d'Italia su questioni che noi riteniamo siano di spartizione o di potere politico, se non addirittura partitocratico. Quindi il minimo che poteva accadere era una verifica, come richiesto dal Presidente Fedriga. Restano distanti le posizioni di Fratelli d'Italia e Lega sulla crisi scoppiata in maggioranza e sulle possibili ripercussioni sul governo regionale. Così i capigruppo dei due partiti, in attesa dell'incontro tra Fedriga e la Premier Meloni, slittato a giovedì. I cittadini ci hanno eletto per governare fino al 2028 e per farlo pure bene, quindi sono cose che possono capitare, dopodiché il nostro dovere è un altro: continuare a governare e farlo fino all'ultimo giorno. I nostri assessori, poi anche quelli della lista e di Forza Italia, hanno rimesso nelle sue mani, dichiarando piena fiducia e dandogli anche un mandato pieno per questa verifica che va fatta. E le opposizioni vanno all'attacco, rimarcando il momento delicato su più fronti, dalla sanità alle crisi industriali, e mettendo nel mirino la questione del terzo mandato. La crisi c'è, è inutile negarla, è una lotta di potere che riguarda da un lato la Lega, dall'altro Fratelli d'Italia.
È chiaro che è uno spettacolo rispetto a quello che la nostra regione sta passando in questi mesi, indecoroso, eppure il problema del terzo mandato e l'ossessione del Presidente per il terzo mandato sta fermando, sta esponendo la nostra regione a una brutta figura. Evidentemente per il Presidente Fedriga il primo pensiero è come garantirsi il terzo mandato, come avere altri 5 anni per fare il Presidente Friuli Venezia Giulia, visto che a Roma evidentemente le porte sono chiuse. Fratelli d'Italia non ci sta e la crisi nasce esclusivamente da qui, quindi da interessi personali e da logiche di potere che non hanno nulla a che fare con il bene comune e con gli interessi della comunità regionale. Centrosinistra che nel pomeriggio poi è uscito dall'aula in protesta con la maggioranza per i dubbi sulla legittimità delle deleghe degli assessori dopo l'innesco della crisi nel centrodestra. Una informativa da parte della Giunta regionale. Sono questioni e fattispecie e relazioni di carattere politico all'interno della maggioranza non hanno niente a che fare con quest'Aula. In quest'Aula gli assessori sono pienamente in carica in tutte le loro funzioni, perché non c'è stato nessun atto formale per quanto riguarda la cessione o la rinuncia delle deleghe. Se volete andare non potete interrompere i lavori. Prima la richiesta di una comunicazione all'Aula sulla situazione interna del centrodestra vista la crisi ormai acclarata, poi l'uscita dall'Aula con un acceso confronto verbale. Vergognatevi, Presidente, non è rispettoso della democrazia. Da lei non accetto questa roba. Vergogna, Presidente. Non l'accetto. Sono andati così i lavori d'Aula nella ripresa pomeridiana in Consiglio regionale all'analisi del disegno di legge 47 sulle disposizioni multisettoriali, un esame al quale l'opposizione si è sottratta ritenendo che un chiarimento sull'attualità fosse il minimo per un confronto, anche se non soprattutto perché a rispondere ai consiglieri erano seduti assessori che, stando alle dichiarazioni, hanno rimesso le proprie deleghe. Russo e soci dunque hanno scelto di non proseguire, lasciando al centrodestra l'approvazione delle misure. Evidentemente siamo davanti a una giunta regionale che è delegittimata, degli assessori che hanno rimesso le deleghe, e ci chiediamo allora se è solamente una farsa e quindi un teatrino indecoroso che non è corretto né per l'opinione pubblica né per coloro che lavorano dentro il Consiglio regionale. Quando abbiamo chiesto che il Presidente Fedriga o il Vicepresidente ci spiegassero cosa stava succedendo, lo spiegassero ai cittadini del Friuli Venezia Giulia che aspettano risposte concrete, hanno fatto spallucce, non abbiamo avuto altra scelta che uscire dall'Aula perché gli assessori che hanno riconsegnato le deleghe non possono far finta di niente e stare qui in giunta come se nulla fosse. 2 auto date alle fiamme nella tarda serata di ieri, l'ennesimo episodio di incendio doloso nella periferia est di Trieste è avvenuto in via Benussi. Continua la caccia al piromane, sul fatto indagano i carabinieri. Non c'è davvero pace per la periferia est di Trieste, ancora auto bruciate, 2, una la vedete alle mie spalle, quella col danno maggiore, l'altra evidentemente è già stata rimossa. Siamo in via Benussi, a 2 passi da via Flavia. Solamente 2 settimane fa abbiamo raccontato l'episodio che ha visto 4 veicoli bruciati a Servola, in quel caso il piromane è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza ed è ricercato. Qui un nuovo episodio. I residenti della zona sono arrabbiati e chiedono più telecamere. L'ennesimo episodio contribuisce a turbare sempre più gli abitanti dei vari rioni, Servola, Poggi, Campanelle, Ponziana, tutte aree della città colpite dalle azioni di un piromane. La paura di molti è quella di svegliarsi la mattina e scoprire che il proprio veicolo è stato dato alle fiamme. L'episodio precedente risale al 9 maggio a Servola. Una moto, un motorino e 2 automobili erano stati incendiati da un individuo incappucciato, come raccontano le immagini di videosorveglianza della casa vacanze Le Rose. In quest'ultimo caso, invece, sarà più difficile individuare il piromane per l'assenza di telecamere nelle immediate vicinanze. Il fatto è avvenuto ieri nella tarda serata, ci hanno pensato i pompieri a spegnere le fiamme evitando che il rogo intaccasse ulteriori automobili. Potete vedere bene il danno che ha subito questa Fiat 500, peraltro all'interno ci sono anche 2 seggiolini per bambini, quindi insomma colpita di fatto una macchina familiare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su questo episodio e abbiamo raccontato anche i precedenti. Ormai tutta la periferia est di Trieste da 2 anni e mezzo è colpita dall'attività di un piromane.
È scattato il servizio notturno della Polizia Locale armata di pistole a Trieste. Da questa settimana, in linea con il piano integrato di controllo del territorio al quale concorrono anche tutte le altre forze di polizia, annuncia l'assessore alla sicurezza cittadina Caterina De Gavardo, la Polizia Locale di Trieste ha iniziato il servizio H24 per far fronte alle numerose esigenze della comunità per contribuire a rafforzare la sicurezza nel nostro territorio. Per garantire la copertura della Polizia Locale nell'arco delle 24 ore è cambiata la turnazione serale e notturna, con la presenza di 2 pattuglie sul territorio comunale dalle 18 a mezzanotte e altre 2 da mezzanotte alle 6. Il bilancio della manifestazione Novo Via di ieri sera in Piazza Unità, le cui fasi iniziali vi abbiamo documentato ieri sera nel corso del nostro telegiornale. L'approfondimento. 500 persone in Piazza Unità tra striscioni, fischietti e slogan per dire no al progetto della cabinovia Trieste-Opicina, ma più nello specifico, come documentato dalla nostra emittente ieri sera in collegamento in diretta nel telegiornale, alla modalità con cui è stato trattato il tema della variante urbanistica collegata in 6ª commissione comunale, dove il provvedimento, a detta dei manifestanti ma anche delle opposizioni di centrosinistra, è stato licenziato con troppa fretta per il Consiglio a fronte delle oltre 3.000 osservazioni dei cittadini. Trattare una variante di questo genere fosse una cosa di ordinaria amministrazione. Allora, siccome qui noi siamo stufi di essere presi in giro, ma non come comitato Eurovia, come cittadini che pagano le tasse. Dalla voce del leader del comitato Nuovo Via a quella di alcuni manifestanti che hanno voluto spiegare le loro ragioni. Qui per dire no alla cabinovia, che cosa ne pensa? Che è impattante, insostenibile, è un progetto che non sta in piedi perché non abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di aggiustare la città e di pensare un po' al futuro dei nostri giovani. Un orrore, quanto di peggio si possa fare per spendere i soldi pubblici. E non aggiungo altro perché è autoevidente. Non abito da quelle parti ma abito a Trieste e ci tengo che non venga rovinata la nostra costiera. In mezzo alla baraonda però c'è chi dice no, come l'ex assessore regionale alla sanità Vladimir Kosic, che ha il coraggio di opporsi alla protesta De Visu, rigettando le obiezioni dei manifestanti. Per oppormi a questo modo di protestare e soprattutto sulle questioni che hanno detto. La cabinovia a Trieste serve perché è una visione verso il futuro, per organizzare sia la parte del traffico, dei parcheggi e di tutto il resto. Questo modo di protestare è un modo in cui si sa solo fischiare e fare baccano. Siamo come a Carnevale, non c'è nessun elemento di merito con cui hanno cercato di dimostrare per quali ragioni il sindaco di Piazza, di cui sono elettore, ha deciso in questa maniera. Ha fatto bene, io spero che si faccia quanto prima. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, rimanete con noi, torneremo tra poco con altri servizi. Riprendiamo il telegiornale con lo sport. La Pallacanestro Trieste ha pareggiato la serie di quarti finale playoff con la Germani Brescia, vincendo la seconda partita per 92-103. Una Trieste che sembrava alle corde dopo una gara 1 impalpabile e un inizio di secondo atto altrettanto raggelante, trova in Francesco Candussi l'uomo in grado di indicare la via della redenzione. Le triple e l'energia del baffo da Romans di Sonzo hanno riacceso il fuoco della Pallacanestro Trieste, che dopo un primo quarto in terra bresciana da 31-16, con Della Valle che sembrava già ipotecare il passaggio del turno, ha letteralmente cambiato faccia. Merito di una prestazione corale con 7 giocatori in doppia cifra che, innescatisi a suon di triple, hanno tradotto lo sforzo in una difesa competente capace di rubare palloni a raffica. Da Brooks, che era partito nel quintettone lungo allo start, a Jutov, che dopo una prima prova alterna sfodera una prestazione da 18 punti e 9 rimbalzi, sino a un Ruzier ritrovato che disegna basket e canestri. Nel 15-32 del secondo quarto c'è pure tanto Brown, il leader intelligente che, partendo da sesto uomo tattico,
Domenico porta i giuliani in vantaggio sul 40-46 prima di andare degli spogliatoi sul +2. La rimonta accende pure i peggiori in campo di gara 1, Valentine e Ross, che si fanno perdonare il passaggio a vuoto con un secondo tempo di grandissima efficacia. Di fronte alla pioggia di triple triestine condite dal ritorno a rimbalzo nello stile visto in regular season, pure Bilan non può opporre granché e sparisce dal match. In effetti Brescia, invece di reagire di gruppo, si affida quasi al solo della Valle per restare in linea di galleggiamento. Ed ecco che la squadra di coach Christian dilaga sul 92-103, mettendo anche in evidenza un certo nervosismo negli uomini di Poeta. Ora la serie è completamente aperta e Trieste ha la concreta possibilità di giocarsi le proprie chance di passaggio del turno. Gara 3, come spesso accade nelle serie di playoff, potrebbe indirizzare la contesa in modo decisivo. Sentiamo ora le interviste del dopogara a coach Christian e a Francesco Candussi. Nei playoff devi essere pronto a dare tutto quello che hai. Questa squadra è stata solida per tutta la stagione. Per darci l'opportunità di proseguire, tutti hanno dovuto dare il loro meglio. Sì, come dicevamo prima, la squadra ha iniziato male, quindi era importante entrare con uno spirito diverso e io ho cercato di metterlo dal primo possesso che ho avuto in mano. Mi sono venute tante cose belle stasera per la squadra, con la squadra, tutti coinvolti alla fine, tutta la squadra comunque ha reagito e quindi una vittoria di squadra. Abbiamo pareggiato la serie qui, adesso andiamo a casa nostra e vediamo cosa succederà, però dobbiamo ripartire da questa prestazione qua. Ti hanno premiato MVP con la bottiglia, però non ce la vuoi lasciare male questa. No, la lascerò ai compagni, dai, vittoria lasciamo ai compagni, malissimo. Grazie comunque. Una nota della società Pallacanestro Trieste comunica di aver ricevuto notifica di respingimento dell'istanza di sospensiva presentata al collegio di garanzia del CONI. Viene dunque confermata la sede del Pala Verde di Treviso come teatro di gara 3 giovedì 22 maggio alle 21 della serie playoff che vede impegnati i biancorossi con la Pallacanestro Brescia. Andiamo al calcio, se qualcuno me lo chiede sono pronto a restare alla Triestina. Così Attilio Tesser ieri sera al Caffè dello Sport. Devo comunque aprire, diciamo, questa breccia sulla base anche dei tanti messaggi dei tifosi con mister Tesser. È impossibile che Tesser possa rimanere sulla panchina della Triestina il prossimo anno, premettendo che non sappiamo quello che succederà. Impossibile in base a cosa mi chiedi? Non lo so nemmeno io. Perché mi hanno chiamato, sono arrivato che la squadra aveva 6 punti in classifica, ultima, fine girone di ritorno. Questo è quello che io sento per Trieste e quello era la mia voglia di dare una mano. A me nessuno mi ha chiesto niente, quindi se nessuno mi chiede niente non posso dare una risposta. Cioè nessuno in questi mesi ti ha mai parlato? Io sono venuto a novembre e non ho chiesto niente. Io avevo un contratto. Sono venuto ad allenare, non ho chiesto mi dovete fare il contratto per il prossimo anno, io voglio, niente. Io vado ad allenare la Triestina, sono arrivato, non ho parlato di quello che era successo qualche mese precedente, ho solo pensato a lavorare con i miei giocatori e portarla la barca, visto che siamo sul mare, al porto sicuro. Ed è quello l'unica cosa che ho pensato. E ho lasciato lì un contratto, perché io sono senza contratto per il prossimo anno. E se volevo, per il prossimo anno ero coperto, dunque, quelle 2 opzioni che potevo... Quindi non hai ancora firmato col Vicenza, per rispondere al telespettatore che ha mandato un messaggio prima? Visto, sì, no, non ho firmato con nessuno, proprio in maniera, e neanche parlato con nessuno, in maniera assoluta. Se la Triestina mi propone, se sono venuto con 6 punti, penso che anche ci saranno meno 6 di partenza forse, si può pensare di fermare lo stesso dentro un discorso serio. Che bisogna fare. Io spero che con salvezza acquisita, se c'era un qualcosa, si possa mettere a posto. Ci deve essere una società prima? No, sì. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è la risposta. Presentata oggi l'edizione 2025 di Mare Nord-Est.
Trieste si prepara a ospitare l'edizione 2025 di Mare Nord-Est, confermandosi punto di riferimento nazionale per la cultura del mare. Dal 23 al 25 maggio la manifestazione animerà il centro cittadino, con un programma che intreccia ambiente, scienza, sport, arte e memoria. Piazza Unità d'Italia sarà il fulcro delle attività, con incontri, conferenze ed esperienze immersive che valorizzeranno la vocazione marittima della città. Tra gli eventi di punta spicca la 4ª rassegna internazionale delle attività subacquee, che culminerà con la consegna del Tridente d'Oro, il più prestigioso riconoscimento del settore. Tra i premiati la ricercatrice Giulia Boetto, il geomorfologo Stefano Forlani, lo specialista in sminamento subacqueo Veselin Mijalovic e il fisiologo François Guerrero. L'Academy Award andrà alla Jonian Dolphin Conservation, attività nella tutela dei cetacei. Lo sport sarà protagonista con la seconda traversata delle 3 nazioni, gara in acque libere fra Italia, Slovenia e Croazia. Attesi Silvia Boidi e il campione Dino Schorn. Questa nuotata che partirà da Punta Salvore e arriverà a Trieste, che secondo noi dà un po' la sensazione proprio di unità di questo golfo, di questo mare che, come ha detto giustamente, abbiamo sempre molto a cuore. Ospite d'eccezione sarà Sandra Delia, apneista triestina, pluriprimatista mondiale. Conosciuta per la sua eleganza tecnica e per l'impegno nella divulgazione della disciplina, Delia è una figura simbolo del legame tra corpo, mare e consapevolezza. La sua presenza rafforza l'identità internazionale dell'evento. Per me il mare è diventata la mia casa, è diventato il mio ufficio, è diventato la mia vita, quindi sicuramente desidero anche restituire al mare. Per me fare un record non vuol dire solo l'impresa stessa dei 103 metri come record mondiale, ma per me vuol dire diventare portavoce e poter parlare in nome del mare, per poter far sì che si possa conservare anche per le future generazioni. Accanto a lei anche la velista olimpionica Giovanna Micol, recente vincitrice della Puig Women's Americans Cup con il team Luna Rossa Prada Pirelli. Non mancheranno momenti di riflessione con il lancio del progetto Battiscafo Trieste, la campagna Operazioni Reti Fantasma di Mare Vivo e la tappa triestina del tour Un mare di centri sulla biodiversità marina. Chiuderanno il programma gli appuntamenti dedicati alla storia del mare, dal bagno Osoni ai relitti nello stretto di Messina. Come sempre, come ogni anno, avremo i laboratori per i bambini, dalle materne alle superiori, avremo anche l'Ocean Film Festival Italian Tour per gli studenti delle scuole superiori. Telegiornale finisce qui, grazie a tutti per averci seguiti e un buon proseguimento di serata.